Potranno presto tornare a casa le salme delle vittime della tragedia che si è abbattuta sulla Regina delle Dolomiti lo scorso 3 di luglio. La Procura di Trento ha dato oggi il nulla osta alla sepoltura delle 11 vittime. I resti saranno consegnati alle famiglie che potranno così compiangerli e dare loro una degna sepoltura. Resti che continuano ad affiorare e che anche ieri i droni hanno intercettato sorvolando il luogo del disastro. Proprio una settimana fa il colonnello Gianpietro Lago, comandante dei RIS di Parma, aveva messo la parola fine al percorso di riconoscimento degli alpinisti travolti e uccisi dalla spaventosa slavina provocata dal distacco di una parte della calotta del ghiacciaio. Oggi nuova giornata di ricerche con i droni, mentre domani una squadra da terra è già stata incaricata di recuperarli per le analisi. In mattinata in procura a Trento intanto si sono svolte 2 importanti riunioni. Sul tavolo c'erano tutte le perizie elaborate da un ingegnere idraulico e quelle di un glaciologo. Entrambi, precisa il procuratore capo Sandro Raimondi, esperti a livello mondiale. Le perizie sono state incluse nel fascicolo dell'inchiesta aperta per disastro colposo. Procuratore che non ha mai voluto parlare né di fatalità né di negligenza, ma ha assicurato fin da subito ai familiari delle vittime il massimo impegno per capire che cosa sia successo e accertare se vi siano state delle responsabilità.